Ben arrivati, ben ritornati alla nostra trasmissione, ben arrivato, ben ritornato Nicola Mazzonetto, direttore Confservizi Veneto. Buongiorno a voi. Grazie di essere qui con noi. Allora, continuando un po' quello che avevamo accennato ieri sera con i nostri telespettatori, gli ospiti in studio, riprendendo delle mail che sono arrivate, le ho viste poco fa, da parte di alcuni telespettatori, il tema ci sta perfetto, anche se noi avevamo organizzato la trasmissione da un po' di tempo. Parliamo di formazione e vediamo di capire la formazione che viene offerta da Confservizi, di che cosa si tratta, quanto può servire, che importanza viene ad avere. Sostanzialmente dalle mail che ho letto alcuni nostri telespettatori sono perplessi, cioè hanno paura che non serva, che sia un palliativo. Alcuni dicono addirittura un modo per impiegare delle risorse che vengono dall'Europa, che altrimenti non servirebbero, che non è una formazione che risponde alle esigenze delle aziende. Un paio di imprenditori hanno detto che di fatto non riescono a trovare la manodopera di cui hanno bisogno formata nel modo adeguato e quindi c'è un po' di dubbio. Certo che certi dicono io sono disoccupato, piuttosto che non far niente ho fatto questo benedetto corso e spero che qualcuno poi mi venga a chiamare. Come funziona adesso, in questo momento, al di là di retaggi passati che ci possono essere stati? Che formazione date anche voi? Perché poi ne abbiamo anche già parlato, però voi cercate di essere anche aderenti a quelle che sono le richieste di mercati di vario genere, anche esteri, no? Sì, noi siamo orientati più a una formazione aggiornamento, perché se non si sta al passo con i tempi è difficile, per chi lavora è difficile lavorare, per chi non lavora invece è difficile entrare nel sistema lavorativo. Purtroppo il mondo della formazione ha avuto in questi anni, negli ultimi anni soprattutto, diciamo, si è macchiato di esperienze anche negative, soprattutto quando si parla di corsi finanziati dai fondi sociali europei o più o meno di questo tipo, dove associazioni o enti di vario tipo hanno attinto finanziamenti regionali e europei per cercare di mantenere un po' la struttura, diciamolo apertamente, magari adesso qualcuno si arrabbierà Ma ormai credo che la gente l'abbia per capito questo. perché noi scrivono tanto in questo senso, quindi le persone... Era una formazione per tenere un po' in piedi la baracca, ecco. E la qualità era abbastanza scarsa, ma la qualità è anche vero che la qualità era scarsa perché il regime di finanziamento era un cappio al collo. Cioè? L'ultimo corso finanziato dal Fondo Sociale Europeo, chiuso 2 anni fa, nel senso che è stato liquidato 2 anni fa, ma la rendicontazione era stata fatta 7 anni fa, quindi c'è stata un'esposizione finanziaria di quasi 10 anni. Poi ti mettono dei paletti, ad esempio, su quanto costa o quanto deve costare il docente. Se un docente al massimo gli puoi dare 25 euro all'ora, trovi quello che trovi. Infatti uno delle spettatori ha scritto proprio questo, io sono stato docente ed Quindi erano cose improponibili. la qualità viene meno in modo esposizione finanziaria da una parte, dall'altra vincoli anche su quelli che sono i costi importanti, perché un docente valido costa. Se lo paghi a 25 euro sei costretto a prendere terzi, quarti, quinti livelli. O persone che docenti magari non sono propriamente, Magari o sono le prime persone armi. giovani, magari persone che si sono appena laureate, che non hanno poca o nulla esperienza formativa, che vengono messi lì in aula a cercare di
di far passare qualche ora. Non trasmettono sicuramente esperienza lavorativa, perché ecco, è importante, quello, almeno per quanto ci riguarda, è di mettere a fare docenza persone che hanno delle esperienze forti, che quindi possono portare in aula anche non solo il sapere del libro, quello del libro, uno prende un libro, ma il sapere del fare. Cioè, e questo lo si acquisisce soltanto sul lavoro. Questi docenti costano, perché generalmente sono quadri, sono dirigenti di aziende oppure di grandi studi professionali, e ovviamente vanno via con parcelle decisamente più elevate. Quindi diciamo che la formazione quindi non è stata un po' all'altezza delle aspettative di quello che avrebbe dovuto essere sostanzialmente? No, se fatta in questa maniera qui, con questi vincoli. Noi abbiamo deciso di non farne più, abbiamo deciso soltanto di fare della formazione qualificata, con docenti, costano quello che costano, però che sia di alto livello, che quindi diano qualche cosa in modo tale che chi viene in aula poi torna a casa e sa come poter svolgere il compito, oppure chi è alla ricerca di un nuovo lavoro sa che quel lavoro si può svolgere in quella maniera e anche con degli indirizzi particolari. Abbiamo appena terminato un master, un piccolo master sui finanziamenti europei con 25 persone, ma ogni persona che veniva da varie aziende o alcune da enti sono andati a casa con un progetto da presentare al finanziamento europeo e quindi è stato fatto proprio dall'azienda, e lì in aula si è lavorato su questi progetti, quindi su come fare il progetto, quindi pratica, quindi conoscenza di meccanismi, ma anche poi realizzazione pratica. E sono andati a casa con l'attestato e anche con il progetto da presentare al finanziamento. Quindi abbiamo formato delle persone per creare, che saranno i futuri persone che in azienda andranno in cerca di finanziamenti europei, ma con la consapevolezza e la pratica. Questi sono segnali che devono essere fatti. Certo, questo è impegnativo per chi li organizza, è impegnativo per chi partecipa, però il risultato è questo. L'anno scorso, questa qui era la nona edizione di questo master che abbiamo fatto, però l'anno scorso erano circa 22 persone che hanno partecipato, bene, su 22 persone 20 progetti sono stati approvati, il che vuol dire che il lavoro fatto in aula ha portato dei frutti. Quindi l'investimento di chi ha partecipato al corso è assolutamente ritornato, ma con gli interessi. Assolutamente. Ecco, in questo caso qua, allora, che cos'è dove conviene puntare l'attenzione della formazione? Perché anche questo chiedono tanti telespettatori che magari sono rimasti senza occupazione. Ecco, perché lì c'è un mondo incredibile, vastissimo, molti non sanno come orientarsi. Bisogna distinguere la formazione per chi è fuori dal ciclo o è uscito dal ciclo produttivo, e da chi invece è ancora fortunatamente dentro al sistema. Per chi è fuori deve capire dove tira l'aria. Allora, dove tira l'aria? Posso dare qualche indicazione? Sicuramente sui nuovi sistemi di comunicazione non c'è dubbio. Quindi sul web? Social network, web, quindi sistemi informatici legati alla comunicazione, è assolutamente un settore trainante. Il 13 di febbraio avremo un corso su questi sistemi di comunicazione. L'abbiamo lanciato ieri, ma abbiamo già adesioni
arrivate inaspettatamente anche in modo molto veloce, che vuol dire che la cosa è Ecco, possiamo dirlo ufficialmente, quindi il 13 febbraio sì, il 13 febbraio noi terremo, inizieremo un Che corso. giorno è quindi? Durante la settimana? È un giovedì, credo, il 13 Giovedì 13 febbraio. Dalla mattina alla sera, come Sì, funziona? è soltanto introduttivo, quindi è una giornata, quindi inizia alle 9 del mattino e poi termina alle 17. È introduttivo perché poi avvieremo un corso un po' più lungo dove andremo nello specifico. E in questo corso daremo i primi segnali e le prime basi su come il mondo dell'informazione, della comunicazione sui social network, la cosiddetta comunicazione 2.0, Certo. come funziona, come viene approcciata. Questo per gli uffici stampa, per degli enti, delle aziende, non solo pubbliche, anche private. Assolutamente. Quindi comunque delle ASL, delle ATER, delle aziende di servizi, dei comuni. Cioè bisogna imparare a comunicare, cioè trasmettere ai cittadini quelle che con gli strumenti, ormai la carta stampata la legge La leggono pochi, la infatti. leggono poco. Leggevo adesso che anche Repubblica sta mettendo in cassa integrazione, metterà in cassa integrazione un bel po' di giornalisti. Qualche mese fa era il Corriere della Sera, stiamo sì. parlando di due grandi testate colossi, senza dubbio. che sentono la crisi, perché la carta stampata, perché tutto quanto si è dirottato sul web. Se non si è della partita si è fuori o comunque non si entra. Esatto, infatti. Quindi bisogna adattarsi. La Camera di Commercio di Padova, con la quale collaboriamo in modo forte, su questi temi dei nuovi sistemi anche di fare formazione. Tra un paio di settimane avremo un nostro nuovo sito internet dove faremo della formazione col sistema 2.0. Perché è inutile insegnare agli altri se poi a casa non lo si fa. Quindi sono dei segnali forti con la Camera di Commercio di Padova che ci ha creduto. Sono 2 anni che facciamo della formazione su questi sistemi in modo tale da portare anche nella pubblica amministrazione queste innovazioni che poi si traducono in facilitazioni per i cittadini, perché se le nuove tecnologie non entrano nei comuni, nelle nostre aziende, difficilmente poi i cittadini ne trarranno dei benefici e quindi la burocrazia non si snellisce. Però bisogna fare investimento. Ecco, per accedere a questa, qua abbiamo fatto un esempio di un prossimo corso che voi aprite, che è a pagamento naturalmente, quindi per le aziende e per i privati come sono le modalità di accesso, quindi andiamo anche a spiegare concretamente come funziona le varie modalità. Allora, noi andiamo via a delle tariffe veramente concorrenziali, tant'è che appunto altre organizzazioni ci chiamano, ci dicono che facciamo della concorrenza un po' sleale, però per noi è un investimento che facciamo, non ci interessa fare il lucro sulla formazione, pareggiamo i costi e quindi nel nostro sito o comunque scrivendo un'email anche a me personalmente a direttore@confserviziveneto.net oppure a formazione@confserviziveneto.net possiamo dare in tempo reale le comunicazioni che le persone desiderano. Tra una settimana sarà attivo il nostro sito e quindi di Confservizi Veneto e quindi
lì ci sarà la possibilità di vedere le attività che facciamo in tempo reale. Dicevo appunto per aziende o per privati o per chiunque o per enti pubblici, e poi se l'azienda dicesse ma questo mi interessa, può essere portato anche un corso specifico per una realtà aziendale di un certo tipo, oppure vengono fatti in aula a un target ben preciso? Allora, magari c'è anche qualche giovane che dice ma mi interesserebbe, o chi ci ascolta, un imprenditore, mi interessa proporlo a un comparto della mia attività, quindi un po' cercando di rispondere a queste... È chiaro che la Confservizi Veneto è orientata sul settore pubblico, quindi le aziende pubbliche di servizi o gli enti locali in senso generale, quindi dal comune, dalle ASL, ecco, le case di riposo. Questo è chiaro, è il mondo che conosciamo meglio, e il mondo in cui noi cerchiamo di agire e di trasmettere, che poi è il mondo anche più lento. La pubblica amministrazione è abbastanza lenta nel attivare nuovi sistemi, nuovi meccanismi, nuove applicazioni non solo per comunicare, ma anche per fare gli atti, per trasmettere gli atti. La posta certificata è ancora nel limbo, diciamo. Pochissimi comuni hanno le carte d'identità con il microchip o comunque con quelle quindi svecchiare elettroniche. Innanzitutto l'ambito della pubblica amministrazione. Quindi, per noi è importante soprattutto innovare la pubblica amministrazione, quindi tutto quanto quello che è innovazione nella pubblica amministrazione e nelle aziende di pubblico servizio è ovviamente il nostro target preciso. Molte di queste applicazioni è chiaro che sono quelle che possono essere applicate anche nelle aziende private, certo, perché non è che viviamo in un mondo, anzi, dobbiamo cercare di mettere assieme questi due mondi, perché si devono parlare, perché la pubblica amministrazione fa degli atti per i privati, per le aziende private. Le aziende private devono trasmettere quali sono le necessità alla pubblica amministrazione, in modo tale che se riusciamo a fare incrociare queste due realtà, la domanda e l'offerta, ecco che riusciamo ad avere delle applicazioni sicuramente più interessanti, più attive, più efficaci. Certo, allora dobbiamo andare in pubblicità, voi riflettete su questo, poi cerchiamo di andare avanti anche su questo argomento perché è molto interessante, ma soprattutto voglio sottolineare molto importante. Chi ci ha seguito anche in altri appuntamenti dalla viva voce degli imprenditori ha capito che bisogna avere una marcia in più, che purtroppo molte volte viene a mancare, e quindi per trovare opportunità occupazionali qui in Italia, poi vedremo anche all'estero, bisogna in qualche modo attivarsi. Pubblicità, poi torniamo insieme.